Qualche giorno fa un sit-in di protesta organizzato dai residenti del quartiere Fiume a Gioia Tauro, i quali chiedevano la pulizia del torrente Budello. Ieri l'incontro tra il generale Aloisio Marigiò, commissario straordinario dell'azienda in-house della regione Calabria Verde, e una delegazione dei cittadini del rione gioiese. Il commissario si è voluto rendere conto delle lamentele della gente visionando il torrente di persona e successivamente ha illustrato ai residenti come si interverrà sul fiume. Dall'estirpazione della vegetazione di tipo tropicale cresciuta ormai ai lati del Budello, ai detriti presenti nel letto del corso d'acqua che dovranno essere rimossi. Un intervento che non sarà affatto semplice, non tanto per una questione di risorse economiche, si parla di 10-12 mila euro previsti, quanto per un fattore prettamente tecnico-logistico in alcuni punti. Infatti è praticamente impossibile entrare con i mezzi meccanici, non essendoci più lo scivolo che c'era un tempo, prima che venissero edificati gli alti e possenti muri di contenimento, mentre per farsi spazio si procederà dunque, come fatto sapere dai tecnici di Calabria Verde, con l'impiego di una trinciatrice che abbia un braccio meccanico in grado di raggiungere i punti più inaccessibili. Gli abitanti del rione, ansiosi dell'intervento, aspettano al più presto l'avvio dei lavori. L'arrivo dell'autunno è imminente e la paura di nuove piogge è sempre più forte. L'inondazione del 2010 è ancora presente nei pensieri dei residenti del rione Fiume.